Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso. E qui è arrivata la partita delle partite, la 20ª giornata del campionato di Serie C2 Girone A. Vede scendere in campo Palermo Futsal Club e Pioppo Futsal. Mi raccomando, non fate l'errore di pensare che questa sia una diretta della scorsa settimana, perché non è così. È vero, queste due squadre sono affrontate settimana scorsa, però questo è campionato, invece si trattava di Coppa. Il risultato di 3-3 aveva deliziato tutti gli amanti del calcio a 5 che ci hanno sicuramente tenuto compagnia e hanno visto questa bellissima partita. Noi intanto, come sempre, vi regaliamo queste immagini e vi auguriamo una buona partita, che siate tifosi rosanero o che siate tifosi giallo-verdi. Nel frattempo noi vi mostriamo il nostro scoreboard, il risultato è di 0-0, ma sappiamo che non rimarrà per tanto tempo in questo modo. Nel frattempo c'è una cornice di pubblico meravigliosa, come sempre. Rosanero e giallo-verdi regalano queste emozioni, regalano sempre queste immagini. Intanto vediamo anche il quintetto di Mister Gentile, che oggi finalmente torna in panchina nel suo ruolo, quello che lo ha portato a vincere il campionato di Serie D. La scorsa annata ha vinto anche la Coppa Provinciale, è arrivato anche ad un passo dalla vittoria della Coppa Regionale, però insomma un super attivo Campobello in quel caso ebbe la meglio con il risultato di 3-2. Nel frattempo vediamo il direttore di gara, un fischietto molto importante, si tratta del signore Luciano Antonio Fabio della sezione di Caltanissetta. E il quintetto di Mister Gentile vede scendere in campo Raccampo tra i pali, Chinnici, Di Chiara, Pisani e Gennaro. Dall'altro invece vediamo subito Turi, Preste, Giacomo, Voltaggio, Alongi, Grandexo, diciamo che settimana scorsa, e Ferraro in difesa lì in porta. L'avevo detto, commentato in tantissime, forse troppe occasioni la scorsa partita, perché è un portiere incredibile, fuori categoria, il portiere sicuramente più forte di tutto il campionato, ovvero Sua Maestà Toni Costanzo. Nel frattempo inizia anche a cantare la tifoseria rosanero, capitanata dal Cavoltrà, ma non è un solo Cavoltrà, perché è il team manager, il direttore commerciale, insomma il direttore numero 1 Filippo Lario. Ma adesso bisogna lasciare fuori tutto questo, perché inizia il match, inizia Palermo Futsal Club contro Pioppo. Ferraro scambia con Voltaggio, pressione alta di Di Chiara, poi Gennaro va a sporcare subito il pallone, rimessa rapidamente Presti Giacomo, si appoggia molto bene Voltaggio, sceglie il centro del campo, poi appoggia Alongi, Presti Giacomo che invece mette la gamba nel punto giusto ed è rimessa laterale quando sono passati 30 secondi. Attacco del Pioppo, Ferraro prova ad avanzare Voltaggio, mi è servito Presti Giacomo, Voltaggio scambio, Voltaggio ancora alla palla, prova a passare Voltaggio, cerca di tornare dietro, trova un appoggio facile, un appoggio comodo con Ferraro, qui Gennaro molto bravo col fisico, Presti Giacomo commette fallo, il primo chiede subito scusa. Subito fallo da parte di Tori Presti Giacomo, dopo nemmeno un minuto, e insomma questo forse è un po' il preludio di quello che vedremo durante questo match, ovvero una gara molto intensa dal punto di vista agonistico, perché sono due squadre che non abbiamo detto effettivamente la classifica, non è stato un errore nella nostra intro, ma volevamo un attimo parlare di alto per soffermarci poi dopo sulla classifica, perché oggi si affrontano la prima e la seconda della classe. La prima sono il Pioppo Futsal, oggi in trasferta, gli ospiti sono a quota 44, dato invece il Rosanero sono a 42, sono al secondo posto. Giù Alongi, sarà rimessa a Pioppo con Gennaro che dà subito la mano, quello che poteva essere il suo compagno di squadra ma che non lo è stato, perché 2 anni fa questo trasferimento Alongi, che lasciò il Palermo Futsal Club per ritornare al Palermo Calcio a 5, poi dopo una mezza stagione in C1 con tante panchine e anche tribune, il trasferimento al Pioppo, dove insomma ormai gioca da 1 anno e mezzo, mi sta facendo veramente tanto bene. Intanto Pisani, prima palle toccate per The Dream Pisani, Voltaggio per pallone, poi Presti Giacomo, pronto quel controllo, però bravo Voltaggio perché non si è fatto saltare da Antonio Pisani, che ha delle leve molto lunghe, insomma voleva sfruttarle.
Raccampo, Pisani, tanto arrivano i cori rosanero, Chinnici sulla velocità, su Prestigiacomo è molto veloce, Chinnici avanza, Chinnici calcio! Lorenzo! Chinnici! Con il sinistro! Batte Tony Costanzo! Ed esulta con i propri sostenitori e fa il gol dell'1-0, Lorenzo Chinnici, numero 10! Ed è 1-0, l'ha sbloccata subito il Palermo. Prestigiacomo lotta con Chinnici e si sblocca subito, lo avevamo detto effettivamente Ferraro, però c'è qualcosa che non va ed è da ribattere. Dunque il primo tiro è andato subito bene al Palermo con la rete di Lorenzo Chinnici che apre così le danze per un gol molto molto importante. Si tratta del suo quinto gol in stagione, quarto in campionato, insomma è un giocatore che gioca centrale ma che fa tanto tanto bene. Gennaro intanto dichiara grande assente del match di Coppa. Oggi invece c'è un esordiente tra i rosanero, ovvero Alessio Farina, arrivato nel mercato invernale al suo esordio stagionale, lui che è un giocatore comunque molto esperto per il campionato, nonostante sia un classe 2001, lui che è cresciuto sotto le ali di mister Ciccio De Santis, insomma una sicurezza nel mondo del calcio a 5 per la sua incredibile esperienza. E tra l'altro noi salutiamo, ma forse non vedrà questa diretta perché lo vediamo lì con i due figli pronti ad assistere a una delle partite sicuramente più belle della stagione e potremmo dire forse la più bella del campionato. Pisani che rischia tanto, Ferraro va sul sinistro, mette dentro con Chinnici, scivolata poi di che la lontana. Insomma dopo 4 minuti non ci stiamo annoiando. Frattempo mister Gentile fa sentire la sua voce, dice che vuole vedere la squadra correre e andare a mille su tutti i palloni, non vuole vederli camminare. Questo è il virgolettato. Prestigiacomo, voltaggio, c'è Ferraro, voltaggio al centro, molto bene voltaggio, poi Pisani, anche una trattenuta per scivolata, Pisani alla meglio, Pisani allarga per Gennaro, riceve, calcia fuori, voleva il pallone di ritorno, però qui voltaggio rischia tanto perché l'ha trattenuta, ma poi anche una scivolata da dietro, fallosa in questo caso. Insomma tanti volti noti nel mondo del calcio a 5 ma non solo, oggi ad assistere a questo importantissimo match. Prestigiacomo con Chinnici va giù, non c'è nulla. Insomma c'è una cornice di pubblico molto molto bella, però insomma un po' ci aspettavamo perché è la partita delle partite, non è un derby però lo è quasi, perché queste squadre si danno battaglia fin dai campioni di Serie D. Insomma adesso stanno dominando in entrambi i versi in questo campionato di C2, insomma con grande merito mi viene da dire. Ferraro, l'ultimo tocca il suo, quindi rimessa laterale. Gennaro con il voltaggio va a lavorare quel pallone e poi giallo per Ferraro. Non ho capito però se è giallo anche per Gennaro. No, soltanto Ferraro dovrebbe essere stato. Anzi no, dovrebbe essere giallo per entrambi i calciatori. Quindi giallo per entrambi, questa è la scelta del signor Fabio. Pisani su Alongi, Gennaro non serve il pallone, va sul fisico, Gennaro ancora Alongi però alla meglio l'ex di torno, Alongi sul fondo, ti chiara! Bella giocata qui da parte di Peppe Alongi che non vuole ricordare il suo passato in maglia rosanero, oggi difende i colori giallo-verdi. Ferraro ancora dichiara, nel frattempo forse un cambio fuori Gennaro, vediamo dentro chi forse sta dentro su John con Pisani che dovrebbe andare da pivot. Voltaggio a Alongi, una spina nel fianco con la sua tecnica, si appoggia Ferraro, Umberto Voltaggio sempre molto tecnico, poi Alongi, l'ultimo tocco forse di Alongi, no, e di Chinnici.
Voltaggio, finta di calciare, allarga dalle parti di Ferraro. Ecco Alongi. Prestigiacomo. Voltaggio. Poi Pisani, ancora una volta, ancora il pallone. Doveva passare in mezzo a due, ma è tanto complicata, infatti regala anche la rimessa. Turi Prestigiacomo. Alongi. Poi di ritorno e raccampo con qualche brivido. Fa ripartire subito Di Chiara, palla in verticale, sbagliata però. Dentro su John, lui che nello scorso match ha realizzato ben 2 gol, di cui uno veramente molto molto bello. Di Chiara ruba il pallone, poi Pisani con la sola. Pisani! Costanzo non va giù, ma è molto bravo su John con la colpo di testa. Di Chiara mette giù anche lui su John, sulla posizione di Chiara, ma preferisce andare da Lorenzo Chinnici su John. Chinnici va sul sinistro, Prestigiacomo lo tallona, lo fa anche molto bene, perché non dà spazio alle 10 di esplodere con tutta la sua velocità. Pisani si complica la vita, Di Chiara mette tutti d'accordo, poi Chinnici spazza come può, quasi un pallone per allontanare e per paura. Mentre nel frattempo Ciolino, autore del gol delle 3-3 decisivo nel match di Coppa, al suo posto che invece termina la partita momentaneamente di Alongi, forse il migliore in questo momento di suo. Voltaggio largo per Ferraro, Pisani ancora. Mette davanti il colpo, Pisani ancora passa, Pisani Prestigiacomo si mette davanti e poi si prende un fallo, qui tanta astuzia da parte del 10. Ciolino col suo mancino, Ferraro, palla su Ciolino, sbagliata però. Tanto fuori Pisani, dentro Nicchia che va a giocare da pivot, nel frattempo dentro anche Roberto Lanza che ci aspettavamo in realtà dal primo, dentro anche Prestigiacomo, insomma forze fresche da ambo i lati. Di Chiara, salta l'uomo, Di Chiara ancora, mette dentro! E poi Costanzo fa il primo, anzi il secondo vero intervento della sua partita dopo la respinta su Pisani. Nicchia, nel frattempo bisogna ribattere. Di Chiara, Chinnici, soltanto Chinnici e Prestigiacomo e Di Chiara in realtà. Tanto su John, dato le gialle per Ciolino e gialle per John. Su John è andato contro la ringhiera, però non si è capito molto bene in realtà. Facevo già 4 gialli dopo appena 10 minuti, insomma 2 per parte, ma che partita è? Anche un gol, e che gol di Lorenzo Chinnici. Sono delle squadre che al di là di tutto meriterebbero categorie più alte, su questo dubbi non ce ne sono mai. Sarà quindi rimessa con Ciolino che battuto da Prestigiacomo, ex Ficarazzi, ricordiamo, è arrivato per sopperire l'assenza, anzi la cessione di De Simone. Fatto invece a primo calcio a 5 per Prestigiacomo. Di Chiara, bel lavoro, Nicchia, può puntare, Nicchia va sul fondo, mette dentro per Di Chiara. Prestigiacomo chiude, si riparte con Roberto Lanza, sempre molto veloce. Sceglie di andare indietro da Prestigiacomo, Nicchia vuole dargli fastidio ma non deve commettere fallo. Pressione alta, poi Ciolino con Sujan, si trattengono i due e qui ed è giallo per Ciolino, però allora forse allora in precedenza non è stato ammonito Ciolino. Nel frattempo
Allora, bisogna capire i gialli in precedenza per chi sono stati. Per chi sono stati bisogna capire, perché Ciolino non era stato... Intanto Lopez sta per entrare, però ci sono stati 5 gialli al momento, ma non abbiamo capito per chi. Dentro Franco, fuori di Chiara, l'ex Nazareno Franco, che oggi lascia il suo biondo ossigenato, insomma, un po' tipico. Nel frattempo Cali e Ganci vengono chiamati perché tanti gialli, forse un po' troppi per questa partita. E qui infatti non si è capito molto bene i due ammoniti precedenti, perché prima sicuramente Gennaro, ora sicuramente Ciolino, però poi ci sono stati due gialli che però non si è capito molto bene, uno per parte, insomma non semplicissimo da capire, tipo Ganci e Cali entrambi in panchina. Sarà quindi punizione con Sujan che sbaglia però tutto qui. Roberto Lanza al centro, Ciolino, Lanza, calcio da fuori e Raccampo inizia la sfida personale tra i due. Intanto Prestigiacomo, ancora Lanza, Raccampo mette nuovamente in calcio d'angolo, adesso Lanza al piede molto caldo, ma sappiamo che è un piede eccezionale quello di Roberto Lanza. Ex Canichetti, Prestigiacomo scambia con Prestigiacomo con la punta al muro da parte di Lopez, sentito per Chinnici, Franco, poi Prestigiacomo molto bravo qui e Costanzo evita il calcio d'angolo ma non la rimessa laterale, insomma tanti cambi, cito anche Chinnici nel frattempo per Lopez. Franco per Nicchia, ma giù non c'è nulla. Poi Lanza è molto veloce, Lanza! E Bucarra a campo! E fa 1-1! E Lanza era in forma e si era visto già dalle primissime azioni della sua partita. E qui Bucarra a campo aveva sfidato in 2 occasioni senza fare gol, la terza però va benissimo, 1-1. Sujan per Lorenzo Lopez, palla in campo, mette dentro, Prestigiacomo chiude molto bene. Lanza, Prestigiacomo vuole calma in campo indicando appunto il cervello, poi Lopez non allontana benissimo. Prestigiacomo, palla di ritorno, era giusta. Nicchia spalla la porta, ci ha provato Nicchia. Dentro Ganci per Prestigiacomo, ma giù Prestigiacomo, poi Sujan molto bravo quello con la palla, poi Ciolino ancora, Ciolino si dimentica il pallone, Lopez lo ritrova. Fuori Nicchia, dentro Gennaro, quindi fuori la velocità delle giovane Nicchia, classe 2005, ricordiamo ex Oratorio San Giovanni Battista, dentro invece la fisicità di Gennaro, ricordiamo manca Vito La Fiora, manca anche Emanuele Fiorentino, due dei giocatori forse i due più importanti di questa rosa, sicuramente per la leadership in campo, uno è il capitano, l'altro è il filo all'attore della campagna estiva delle DS Buffa. Nel frattempo time out, dopo 17 minuti c'è un piccolo momento di pausa che noi ci prendiamo volentieri, ritmi veramente tanto alti, non ci stiamo annoiando, ma lo sapevamo anche prima di cominciare la partita, quando si affrontano la prima e la seconda, insomma è un po' il normale. E Mister Gentile sta parlando con i suoi, dice di rimanere in silenzio, di pensare soltanto a giocare.
Vediamo se si riscalda qualcuno, perché Di Chiara dovrebbe entrare. Vediamo se ci sarà qualche altro cambio anche tra le file del Pioppo. Vediamo. Dovrebbe rientrare Chinnici forse per Lopez, si gioca per Di Chiara, e quindi Franco, Gennaro, Di Chiara e Chinnici. Dall'altro lato invece vediamo Prestigiacomo, Ciolino, Lanza e Ganci. Anche mister Shortino qui a caricare Tori Prestigiacomo. Scivola Di Chiara, Lanza, di ritorno Ganci, va sul sinistro, chiuso da Chinnici. Minuto 18 di gioco, gara molto molto divertente. Poi va Ganci che smorza, poi Franco e raccampo. Qui la stavano combinando veramente comica. Ciolino e raccampo invece si rifà decisamente perché la palla era sotto l'incrocio e raccampo la toglie da lì. Lanza, Gennaro, raddoppio perfetto. Gennaro c'è in mezzo a Di Chiara, c'è palla, si allarga Di Chiara, palla fuori. Poi Lanza quasi butta giù la porta. Ad esempio Toni Costanzo guadagna tutto il tempo, si rimette anche il cappellino, palla Benji Price. Ganci, bello che l'aggancio, Ganci! E stava per fare un gol impressionante Ganci. Qua l'aveva messa giù in maniera strabiliante Giuseppe Ganci, tanti applausi per lui, meritati. Franco, Chinnici, con lo spazio, va sul sinistro, Costanzo mette la gamba e poi Lanza, Prestigiacomo, Ciolino, Prestigiacomo centrale, grande la palla, Ganci, si gira, calcia! Anche lui fuori, ma sta giocando benissimo il capitano del Pioppo. Chinnici, fronteggia Ganci, sa che non può concedere spazio a Chinnici, che infatti qui va sulla destra, poi sul sinistro, nuovamente qui sbaglia il dribbling Chinnici, Ganci ruba il pallone, avanza Ganci, scivolata di Franco e Di Chiara sul pallone, riporta Chinnici, avanza, Chinnici allarga, Gennaro di ritorno, sbaglia tutto. È rimasto giù Ganci, molto dorante. E poi Toni Costanzo quasi da capitano. Rimasto giù, intanto Costanzo dice che nessuno si dovrà fermare. Forse ghiaccio per Ganci, che è molto dorante, nel frattempo si parla ancora tanto, forse anche un po' troppo in campo. Il signor Fabio sta parlando un po', nel frattempo dentro Alongi, fuori Ciolino, se non vediamo male dovrebbe uscire credo anche Ganci perché è molto dorante, forse per voltaggio o forse per Prestigiacomo. Infatti chiede un cambio. Questa è una brutta notizia perché Ganci stava giocando molto molto bene. Esce tra gli applausi meritatissimi qui Ganci perché stava giocando una grande gara, oltre chiaramente la leadership in campo. Nel frattempo è entrato in campo Farina al suo esordio in maglia Palermo, numero 11 per lui. Vediamo come si troverà in campo il giovane 2001 all'esordio. Va presto Giacomo Raccampo, ottima parata ancora. Sarà calcio d'angolo, ma attacca tanto il Pioppo, anche di più rispetto tanto Raccampo che dopo Chinnici quasi replicava la scorsa settimana.
dicevamo, il Pepe attacca sicuramente di più rispetto alla scorsa partita in Coppa, in cui i Rossoneri avevano praticamente schiacciato totalmente i gialloverdi. Gennaro che intercetta, poi conclusione di Lanza da fuori, molto difficile. Raccampo, corto da Chinnici, adesso Farina. Primo vero pallone toccato per il numero 11, aveva toccato in precedenza con la testa, fortuito. Chinnici è veloce, si appoggia di Chiara, di ritorno, giusta idea. Poi questi Giacomo chiude con Chinnici là vicino. E forse angolo però, vediamo. E sì, è angolo, o forse è rimessa. La zona comunque super offensiva è rimessa. Anzi no, è calcio d'angolo, insomma. Di Chiara a testa di Prestigiacomo, poi Gennaro prende Prestigiacomo, palla fuori che si impenna. E sarà quindi corner con Andrea Di Chiara dentro Gennaro col sinistro smorza, male però. Non è il suo piede e si vede. Lanza per Prestigiacomo, mette giù anche questa palla, questa la porta fuori. Di Chiara, Farina, Di Chiara ancora, Farina se la porta lì, poi Alongi, anche l'ultima a toccare Farina in realtà. Inizio un po' difficile, Prestigiacomo non riesce nel lancio, poi Lanza con Alongi, palla lunga a raccampo, molto bravo. Alongi, Prestigiacomo, si chiedeva forse qualcosa sul contatto Prestigiacomo-Gennaro. Lanza ancora, può calciare col destro, se la costruisce bene. Poi Prestigiacomo al centro, Prestigiacomo per il suo compagno, poi fallo di Di Chiara, se non ho visto male. Poi fuori Gennaro, dentro Antonio Pisani, dovrebbe essere questo il cambio. E sarà quindi calcio di punizione all'interno di rigore, e questa è una gran bella occasione perché è un punto esattamente a metà tra il tiro libero e il dischetto del rigore, quindi insomma possiamo dire quasi un rigore, quasi un tiro libero con la barriera. Lanza contro Raccampo, chiede Raccampo a Chinnici di andare sulla linea, c'è anche Gennaro, va Lanza, Raccampo, poi Prestigiacomo e Lanza ancora Di Chiara, roba il pallone molto rapido, c'è Farina in mezzo, Di Chiara mette dentro, fermato da Prestigiacomo, poi Lanza cerca forse un fallo ma non c'è nulla. Prestigiacomo, pressione di Gennaro, Alongi, Chinnici anticipa nettamente tu di Prestigiacomo, si concede anche un piccolo dribbling. Chinnici cerca uno spiraglio che però non c'è, lo trova adesso per Gennaro, Costanzo, scivolata molto bravo, poi Prestigiacomo avanza, c'è la sua pressione di Lanza, lo aspetta, Lanza, Raccampo e poi chiama a gran voce i suoi, ma tanti spazi sia da una parte che dall'altra, forse più pioppo però, dobbiamo essere sinceri. Gennaro devia il pallone in rimessa, per forse l'ha attaccato pure, però la questione più importante è per il pioppo. Alongi mette dentro, Farina con l'addome sull'ombelico. Andrà Peppe Alongi per Prestigiacomo, ribatte addosso però Gennaro. Inizia nuovamente la gara di Antonio Pisani, forse uno dei migliori in campo, sicuramente senza forse questo, sto per dire il migliore in campo, però Toni Costanzo si è preso ampiamente quella coccarda, va giù, dentro anche Franco, intanto non per Farina ma per Di Chiara. Poi Lanza, lo prova, decisamente da dimenticare. Raccampo per Farina, lo spazio davanti a sé, entrato in campo nel frattempo nuovamente Voltaggio, mette sul secondo palo e Franco se l'è divorato che ha graziato la sua ex squadra.
Prestigiacomo, questa è una grande occasione per Franco, ma che palla di Farina, poi Prestigiacomo se la porta fuori, però qua sembrava l'ultimo tocco in realtà giallo-verde, insomma. Alongi centrale, Prestigiacomo, poi Alongi nuovamente il raccampo, fa partire Franco, avanza Franco allo spazio, si ferma Chimici, Mancino allarga, Farina mette dentro Prestigiacomo con l'esterno, poi Alongi parla a muso duro con gli di calci, un fallo, dice deve essere subito un fallo, forse l'è caduto con Chimici, però insomma palla in movimento, o forse qualche secondo in più. Minuto 28, manca veramente pochissimo alla fine del primo tempo, 1-1 il risultato nella gambe la partita, corretto il risultato per ora, voltaggio, Prestigiacomo, Farina la tocca, poi Pisani, lì va giù Alongi, fallo di Farina. Prestigiacomo, voltaggio, palla incollata sulla suola, sotto la suola per il 22, Chimici ruba il pallone, poi Prestigiacomo salta Franco e fallo giallo per Franco, che salterà la prossima partita perché ha diffidato, dunque conto per Cosme e Damiano non ci sarà Nazareno Franco. Minuto 29, manca un minuto, però ricordiamo sono anche un time out, dunque 2 minuti alla fine del primo tempo, vediamo se ci sarà qualcosina in più da recuperare, crediamo di no, però vediamo se effettivamente sarà così. Nel frattempo continua a cantare il popolo ospite, che anche se fuori casa insomma si fa sentire come se fosse tra le mura amiche del Pala Don Bosco. Ma Prestigiacomo prende in pieno fianco Chimici, qualcuno chiede il rigore ma non c'è nulla. Poi nel frattempo una brutta botta per Chimici nella pallonata precedente, un po' di problemi nella respirazione. Prestigiacomo, pressione di Franco, va giù, si continua, Pisani è un contropiede, un 2 contro 1, Pisani allarga, Franco! 1-0 Franco! Colpisce ancora, non può più, si scontra ed esulta col pubblico! Franco! Ma ancora una volta, palla geniale di Antonio Pisani, che come sempre è un assist-man incallito! 2-1. Vuole subito rispondere, voltaggio, va sul destro, viene murato, poi Alongi che invece ancora, e poi Alongi forse è in campo, scivolato di Franco, un po' rischiando perché è già monito, ricordiamo, però ben fatta. Prestigiacomo allarga da voltaggio, elastico, però Farina sa che da lì non si passa. Prestigiacomo, conclusione buona da parte delle 4, vedevo 2 minuti, quindi fino alle 33 e 30 secondi, quindi il nostro conteggio poco fa era sbagliato. Franco allarga per Pisani, in mezzo a 2, Pisani con il gesto lo fa, Pisani ancora, Pisani, palla fuori, ma si è giocato benissimo. Costanzo va lungo per Prestigiacomo che la meglio su Chimici, Prestigiacomo al palo, poi voltaggio, eccellente Rottenberg, voltaggio. Qui bravissimo però Prestigiacomo perché vince il duello con Chimici, è la prima volta in questa partita e becca il palo, tanta sfortuna. Poi su Jean per Franco per questi ultimi istanti, voltaggio, punta Pisani, Prestigiacomo, nuovo tiro, prende in pieno però un alto Prestigiacomo, Turi
poi Sujan salta uno, Sujan fa allargare, Sujan allarga Fabez, Farina, salta l'uomo e poi sbaglia destra-sinistra, se l'è divorato, aveva calcio d'angolo, non c'è nulla. Manca esattamente un minuto, in realtà 50 secondi alla fine del primo tempo. Prestigiacomo, palla per Prestigiacomo ancora, poi Farina ancora, Chinnici, voltaggio Prestigiacomo, poi Farina la va a sbradicare, si ferma, va giù, non c'è nulla. Poi voltaggio Chinnici, non tocca. Farina si lamenta un po' troppo, rischia qui. Prestigiacomo. Alongi, Prestigiacomo, voltaggio, c'è Alongi che si fa vedere, voltaggio, vuole il destro, vediamo, non c'è più tempo, finisce il primo tempo, 2-1 il risultato tra Palermo Futsal Club e Pioppo Futsal. Noi come sempre vi ricordiamo di rimanere qui su questo canale, perché qui su Sportisti il secondo tempo della sfida tra Palermo Futsal Club e Pioppo, risultato di 2-1, a dopo!
Siamo tornati live, intanto un tempo per queste due formazioni perché era tanta la voglia di tornare in campo. 2-1 il risultato e ricomincia la seconda frazione con Sujon che scambia con Chinnici. Campo nel frattempo Majorana, Lanza, poi Sujon di testa quasi la tocca, Costanzo, Ciolino, Ferraro, Majorana e Lanza per il pioppo, Sujon, Nicchia, Dichiara, Chinnici e Raccampo per il Rosanero. Dichiara, Chinnici, Sujon, danza sul pallone come sempre, scambia con Dichiara, pronto quel passaggio di ritorno, poi Ciolino col braccio, poi rimessa, Rosanero. Sujon e Chinnici 1-2, va incontro Dichiara, sempre molto veloce, alla meglio Dichiara un motorino, allarga per Sujon, Ciolino, poi sbaglia Sujon, Ferraro rientrato in campo dopo aver lasciato spazio a Preste Giacomo, sicuramente un qualcosa che vedremo anche nella seconda frazione, chissà. Poi forse palla fuori, vediamo il forse, palla fuori. Lanza Majorana con il petto, giocatore del San Gregorio Papa, uno dei giovani, le belle speranze. Dichiara, rompe il pallone, calcia e Costanzo non è bellissimo esteticamente ma efficace, Lanza il raddoppio di Nicchia, poi forse una maglia che si tira ed è rimessa, poi Lanza spinge un po', si spinge un po' con Dichiara, andrà Lanza a battere, quindi Ferraro allarga il gioco da Majorana, c'è l'inserimento ancora di Ferraro quasi solo, poi Chinnici e Raccampo, la palla era già terminata in out e dunque sarà quindi calcio d'angolo. Lanza la porta, calcia con la punta, poi col sinistro non se la sente di sfidare nuovamente Raccampo, poi Ferraro ci prova, insomma tra Lanza e Dichiara non scorre buon sangue perché si vedono i due anche a palla un po' lontana pizzicarsi, sicuramente non è una cosa bellissima. Lanza ci prova, palla fuori, minuto 33 di gioco, Raccampo, Nicchia, bella giocata di Nicchia e questo la porta fuori e non c'è il giallo però per Ferraro, questo è un qualcosa che dobbiamo capire perché Ferraro dice di no, però la maglia si è allargata e anche tanto, credo che qui il giallo ci stesse tutto, però insomma incomprensibile che la scelta del signor Fabio, forse ha valutato il fatto che comunque ci fossero altri giocatori vicini e quindi che potesse essere ripreso Nicchia, però credo che almeno il giallo ci stesse. Chinnici, Sujon, sempre destro sinistro, va sul mancino, Sujon prova a fare passare il pallone tra le gambe di Majorana che però è molto bravo. Sujon va forte ma decisamente sbagliato, Costanzo, Majorana che invece c'è anche il raddoppio di Dichiara comunque. Sujon avanza Nicchia, va incontro, ci prova a fare scorrere un po' il pallone,
ritmi adesso un po' bassi rispetto a quelli che abbiamo visto nel primo tempo, decisamente più alti. Tanto scontro tra numeri 8, tra Ciolino e Sojan, i due che si sono fatti beccati nella prima frazione di gara, con il giallo per l'8 giallo-verde. Nicchia di testa, poi Ciolino, pressione alta di Sojan che va a sradicare il pallone. Sojan, e qui trattenuta, Ciolino è già ammonito ed il rosso per Ciolino perché era già ammonito. Sorriso ironico da parte dell'8, però è giusto così. Fuori Nicchia, dentro Gennaro per 2 minuti, dovrà giocare in 4, poi stretta di mano da parte di Ciolino, che giustamente sa di aver commesso fallo, giustamente in maniera sportiva, va fuori, dato dentro Prestigiacomo per Majorana, c'è Gennaro per Nicchia. Qui Prestigiacomo chiede a mister Shortino come posizionarsi. 2-1, questa la risposta del tecnico. Ma Sojan, schema per Chinnici, in mezzo di Chiara, prende in pieno, poi tira ancora 2 volte Ferraro, molto bravo qui. Sojan di Chiara, Chinnici, Sojan apparecchia per Chinnici! Lorenzo! LDS! Chinnici vuole soltare con i compagni, l'ha fatto bellissimo, ma che palla, che cioccolatino di Sojan! E qui le batti-5 con il proprio maestro Ciccio De Santis, lo commentavamo prima. Intanto nel frattempo un giocatore del Pioppo, Chinnici tanto si mette tanto nervosismo in campo, dentro voltaggio, arrivano anche i fumogeni per la partita. Gennaro vuole fare valere il fisico, ma Gianfranco apparecchia per Di Chiara, qui forse poteva fare giocare, voltaggio qui fa un brutto fallo, forse ci sta anche il giallo, ma niente. Insomma, qui forse Di Chiara, qui o dai il giallo, il voltaggio spinge un po' Chinnici, anche Prestigiacomo. E qui però Di Chiara o lo fai continuare, quindi può calciare in porta, oppure dai il giallo. Insomma, non l'hai fatto continuare, il giallo non l'hai dato, insomma, qualche dubbio, diciamo qualche dubbio. Dice il signor Fabio di fare scendere tutti quanti, fare sedere, anzi non scendere chiaramente, signor Luciano Antonio Fabio, sezione di Caltanissetta, una ottima al momento direzione. Franco appoggia Di Chiara, mette dentro voltaggio, la tocca, poi Nazareno Franco ancora per Di Chiara, Chinnici adesso ci ha preso gusto, ci riprova Ferraro, poi Di Chiara apre, Franco mette giù con il voltaggio, va sul sinistro, poi sul destro, si ferma Franco ancora, bella giocata, però qui si complica tanto, troppo la vita. Lanza è veloce, Lanza contro Di Chiara, sbaglia Lanza, rimessa laterale. Minuto 39 nel frattempo di gioco, Franco vuole un compagno vicino ma non arriva nessuno, deve andare infatti lontano da Gennaro che mette giù l'ennesimo pallone difficile alla sua gara. Gennaro fa lotta come tutti quanti, Gennaro che palla, Franco! E se l'è divorato Franco, ma che palla di Gennaro! Nel frattempo dentro Vivarelli intanto, vediamo come si comporterà il piccoletto numero 7, classe 2001, lui che fa parte da sempre dei rosanero, sbaglia per il primo pallone. Prestigiacomo, salta Franco, Prestigiacomo, scivolata di Franco, e 2 volte l'ultimo tocco forse di Ferraro, e infatti è proprio di Moreno Ferraro. Vivarelli torna dalle parti di Chinnici,
scivola sulla sinistra, apre gli spazi Vivarelli. Chinnici, Gennaro, Chinnici sbaglia il passaggio di ritorno, poi Gennaro cerca di tenerlo in campo, ma era veramente molto molto complicato. Brutta palla però di Chinnici. Dentro Presti Giacomo, fuori Ferraro, una gara però per Ferraro comunque. Si riscalda anche Ferrara nel frattempo. Presti Giacomo e Chinnici lottano ed è fallo di Chinnici. Si sono trattenuti i due. Presti Giacomo prende posizione e lotta con Chinnici. Voltaggio, Varelli fa bene qui ad eludere il 22 giallo-verde, passa il pallone, è un po' difficile Gennaro, e Gennaro qui non si deve fermare però, perché la palla era passata, voleva un tocco con il braccio concesso, Lanza, salta Franco, che anche già ammonito, rischia tanto. Presti Giacomo vuole il giallo, però insomma c'è un... Franco dice di non aver fatto un intervento cattivo, effettivamente siamo d'accordo, però anche un po' di ragione Presti Giacomo ce l'ha, perché effettivamente per una palla è un'azione importantissima questa. Presti Giacomo va sul destro, lotta Gennaro che non vuole dargli quello spazio, forse c'è fallo, no invece Vivarelli, Gennaro non ci arriva. Lanza, alza il pallone con Chinnici, voltaggio. Tu di Presti Giacomo con il sisso apre dalle parti di Lanza che sceglie la velocità di Vivarelli. Questa volta fa fallo, forse credo di poter dire che c'era più fallo prima che adesso, quindi quello precedente di Gennaro era più fallo rispetto a questo, secondo me. Poi chiaramente posso decisamente sbagliare, perché non sono un arbitro, sono un semplice giornalista, non ho le capacità degli arbitri, chiaramente conosco il regolamento ma non come loro. Lanza per Presti Giacomo con il destro, battuta morbida, poi Gennaro con Turi Presti Giacomo protegge bene, poi lancio per Franco contro Costanzo che la prende, poi la blocca anche sull'arrivo di Vivarelli che stava quasi per toccare il pallone. Voltaggio, già ci sarà qualche altro cambio per il rosanero perché Franco è già ammonito, dicevamo. Adesso è Gennaro a fare il centrale. Voltaggio contro Franco, scivolata perfetta, poi Vivarelli sbaglia tutto, Gennaro lascia a raccampo. Chinnici, fuori Vivarelli, dentro Pisani intanto. 48, Franco tiene lì, incollata, poi Pisani finta, allarga ora, sbaglia però, non si sono capiti due. Con il compagno di giochi Gennaro, intanto c'è Voltaggio che però è solo. Presti Giacomo non lo serve, va invece dalle parti di Roberto Lanza, sempre molto veloce, tecnico, in gol quest'oggi, poi Chinnici l'anticipo, poi Gennaro non lo riserva e sceglie verso il sinistro. Gennaro! Cosa ha combinato Gennaro? Preso il pezzo con i compagni, poi sinistro con la punta, batte Toni Costanzo, non fa nulla, 4-1, fa vedere il numero e prima il cuore verso Piazza da Giorgia, e come sempre è il suo primo pensiero. Presti Giacomo, Lanza, vede in campo Ferrara per dare quel pizzico di pepe in più. Gennaro con Presti Giacomo, non c'è nulla. Bravo qui Presti Giacomo per il pallone, poi Presti Giacomo ancora Gennaro, alla meglio dopo il rimpallo Gennaro ancora, fallo di Lanza e questo è cartellino giallo. Lanza lo sa e infatti dice ok, hai ragione, giallo anche per Turi Presti Giacomo. Lanza infatti va a dare la mano, sportivissimo Lanza, perché sa di aver fatto un fallo d'ultimo uomo, sa che ha anche rischiato il rosso, però sportivamente va dall'aria a dire ok, hai ragione tu, è giusta così, e infatti sicuramente va a dare la mano anche a Gennaro, infatti gioca con Chinnici. Insomma, Lanza è un giocatore molto corretto, lo sappiamo, lo conosciamo benissimo, ed effettivamente qua va anche a sincerarsi delle condizioni del suo avversario, ma ripeto, Lanza è un giocatore molto corretto. Entra anche Ambra, la massaggiatrice Ambra Rizzo, che fa parte quest'anno anche lei della famiglia rosanero. Minuto 44, 4-1 il risultato.
Adesso è punizione al limite. Intanto Prestigiacomo dice di accompagnare fuori Gennaro, ma si è rialzato. Oggi tenuta ospite per il Pioppo, gran bella maglietta nera con i calzettoni gialli, molto molto bella come maglietta, con i colori sociali chiaramente giallo-verdi nello stemma, una gran bella maglietta, insomma tra le più belle di questo campionato. Ottimo design. Nel frattempo sarà quindi calcio di punizione con Lorenzo Chinnici, ma forse Pisani va verso la porta. Calcio! Antonio! Pisani! Come John Bellingham! Rompe la porta! La mette sotto l'incrocio! Costanzo allarga il braccio! Non può nulla, veramente non può nulla! Pisani dove l'ha messa? Adesso 5-1 quando manca veramente tantissimo ancora. Vediamo Mister Gentile sta caricando i suoi, però dove l'ha messa Antonio Pisani? Impressionante. Pisani è stato tra i migliori in campo nella scorsa partita, oggi entra nuovamente all'interno del novero dei giocatori più forti all'interno di questo rettangolo di gioco verde e insomma lo ha dimostrato con questa conclusione impressionante, ma la partita non è finita perché siamo soltanto al 46esimo, mancano 14 minuti, c'è ancora tutto il recupero e c'è soprattutto di fronte la prima della classe, il Pioppo, che non è una squadra abituata a mollare. Nel frattempo fuori Costanzo, dentro Ferraro perché si gioca con il quinto uomo. Intanto ancora in campo Franco che però è già ammonito e vediamo se Mister Gentile lo leverà dal campo. Io personalmente lo leverei perché un giocatore ammonito adesso può essere anche un problema, però decide Mister Gentile chiaramente. E adesso si gioca con il quinto, quindi con Filippo Prestigiacomo, Lanza, Ferraro, Voltaggio e Turi Prestigiacomo. Prestigiacomo, Lanza, adesso si deve soffrire per il rosanero. Prestigiacomo, Lanza. E ricordiamo mancano Vito La Fiora ed Emanuele Fiorentino, insomma due nomi che sono tantissimo importanti in casa rosanero. La Fiora è un attaccante, un bomber implacabile, Fiorentino è un tuttofare, un fantasista, un giocatore che ha fatto una stagione impressionante, però non è nemmeno una novità, non è nemmeno qualcosa che sbalordisce, perché Fiorentino lo conosciamo tutti, è un grandissimo giocatore, ma ne fate il vantaggio, fa subito il gol ed è 5-2, che palla di questo gioco! Adesso ci deve credere il Pioppo perché ha la qualità per farlo, è un dovere adesso anche per il meraviglioso pubblico che come sempre è qui a tifare. Chinnici vuole qualcuno, non c'è nessuno però, si ferma. Franco lotta, Lanza, forse un fallo, non c'è nulla, raccampo, poi va subito a lungo per Franco che non ci arriva, forse fuori Lanza, vediamo, no, Voltaggio, Prestigiacomo, fallo, qualche dubbio. Ganci qui da raccattapalle, praticamente ha restituito il pallone per i compagni quando siamo al minuto 49 di gioco, mancano 11 minuti più un ghiottissimo recupero. Nel frattempo passeggia nervosamente Vito La Fiora, il capitano che tanto oggi avrebbe voluto giocare. Lanza, Ferraro, azione compassata, non c'è fretta e in poco fa ha dato anche i suoi frutti questa azione prolungata con Voltaggio che ha sfruttato quel buco lasciato lì, forse da Chinnici, forse da Pisani, la palla comunque è andata in porta, questo è l'importante. Prestigiacomo per Lanza, brutto passaggio. Andrà Pisani a battere, Mister Gentile chiama Gennaro, dice di andare lui a prendere il pallone, poi scontro con Prestigiacomo, non c'è nulla, Costanzo la blocca, scarica Lanza e fa rientrare Ferraro.
Lanza tutto lo spazio, tanto potete entrare Farina, ma anche Sujanne. Ferraro sbaglia il passaggio, Gennaro prende in pieno Prestigiacomo, ma ancora Prestigiacomo, Gennaro si gira, può calciare, vediamo, Prestigiacomo va in fondo, poi Gennaro appoggia, Franco se l'è divorato, poi dice di non aver fatto nulla Gennaro, scontro con Prestigiacomo, dice non l'ho toccato. Gennaro qui è molto arrabbiato, dice di non averlo toccato completamente. Però tanto forse qualche cambio. Nel frattempo Prestigiacomo è molto arrabbiato, forse anche un po' di sangue nel labbro, però possiamo ipotizzare. Poi Toni Costanzo a parlare anche con il capo osservatore degli arbitri, insomma. La palla si rimette in campo adesso con il Prestigiacomo che deve uscire dal campo perché forse allora c'è un po' di sangue. Dentro Di Chiara, dentro Sujanne, e dunque Pisani va a fare il pivot, mentre invece Di Chiara e Sujanne sull'esterno, posto di Franco e di Gennaro. Palla ancora messa in vantaggio! Raccampo! Cosa ha preso Agostino Raccampo? E qui festeggia con i compagni, quasi come un gol. E qua veramente, possiamo dirlo, lo ha fatto, perché Voltaggio aveva fatto una giocata impressionante. Prestigiacomo, Ferraro, spaventa tanto il tempo quando fa il quinto di movimento. Effettivamente con quei 5 lì in campo, credo sia anche normale. Lanza, Ferraro apre, Voltaggio, questa volta molto male. Non era facile però, dobbiamo anche difendere il 22. Raccampo, va lunghissimo, Pisani mette giù la palla col petto con un sombrero, non c'è nulla. Dolorante ma non c'è nulla. Lanza, 52, allarga, Voltaggio, Ferraro, secondo cover Prestigiacomo. Alla troppo alta, quasi da calcio 11. Infatti qui anche Toni Costanzo a dire dai questa palla bassa, perché da lì palla bassa Prestigiacomo probabilmente non lo fa. Raccampo va lunghissimo, è un fischio perché ha toccato la rete addirittura sopra. Anche Paolo Mauro insieme a Dante Vitiello davanti lì nella tifoseria a tifare e supportare i propri compagni. Prestigiacomo, poi su John qui molto bravo su Ferraro. Lanza, Prestigiacomo apre per Ferraro molto bene, Voltaggio, palla su Prestigiacomo, fanno la stessa cosa di prima, quasi la replicano. Lanza vuole lo spiraglio per Prestigiacomo, sta accendendo intanto le luci per migliorare ulteriormente la nostra immagine. Raccampo ancora 2 volte, che portiere che si vede nel campo. Poi Prestigiacomo vuole il destro, lo fa e Di Chiara si frappone ancora una volta. Che portata pure per Di Chiara oggi, come sempre d'altronde. Ferraro, Voltaggio, contrasto di Chinnici, se la porta un po' fuori. Voltaggio fa il fisico di Chinnici che allontana male però, perché la regala a Prestigiacomo. C'è Ferraro vicino a lui, apre invece da Lanza che può calciare, sceglie il destro. Di Chiara lo capisce, ancora Lanza col tacco riesce a servire in maniera molto elegante. Qui Prestigiacomo finta, adesso sinistro, sbaglia il passaggio. Minuto 54. Tempo Farina, forse deve entrare, vediamo. Sujanne, palla lunga per Pisani che voleva fare una giocata veramente difficilissimo. Questo si sta giocando praticamente ad una sola porta, ma è normale, risultato 5-2. Ferraro avanza, Voltaggio, Prestigiacomo allarga per Lanza, Prestigiacomo ancora, mancano 6 minuti più recupero, c'è ancora tutto il tempo. Prestigiacomo, c'è tu di Prestigiacomo molto largo, infatti c'è avuto pallone adesso, c'è Ferraro ma si va da Lanza ancora. Prestigiacomo, sguardo tra Di Chiara e Lanza, occhiataccia, Lanza è molto veloce, Di Chiara lo sa, e qui Lanza un po' rischia perché è già ammonito. Sorriso di Di Chiara, Pisani per intercetta.
Ferraro, c'è Presti Giacomo verso meglio, infatti viene servito, allarga il gioco, Lanza e dichiara che si sono battibeccati per tutta la partita, voltaggio, poi Chinnici rischia tanto, ma serve comunque, dichiara che la tiene in campo, no, a fuori, non può nulla. Forse un cambio, no, time out, no, perché la palla è del pioppo, quindi non può. Presti Giacomo, Ferraro, Lanza su John, ruba il pallone, Lanza rischia. Presti Giacomo, non c'è nulla. Presti Giacomo mette ancora dentro Chinnici, intercetto sul pallone di Ferraro, poi Presti Giacomo, Lanza, Presti Giacomo, la tocca Ferraro. Time out intanto. Piccolo time out dunque di 1 minuto, al minuto 56, mancano 4 minuti più recupero, c'è tutto il tempo per recuperarla. Ricordiamo, di fronte alla Perugia del Club c'è la prima della classe, il Pioppo Futsal, una squadra incredibile, una squadra eccezionale che anche oggi sta giocando un grande calcio, anche oggi con un meraviglioso pubblico, però il risultato non sorride ai gialloverdi dopo in realtà un buonissimo primo tempo, forse qualcosa da farsi perdonare nel secondo tempo, ma un primo tempo eccezionale comunque da parte della compagine di mister Sciortino. Adesso ci sarà qualche cambio perché vediamo dei movimenti, forse Nicchia potrebbe fare il suo ingresso, vediamo, perché manca veramente poco. E mister Sciortino invece con la sua meravigliosa lavagnetta, anche molto nuova, bellissima, con addirittura il parquet disegnato, insomma, fantastica la lavagnetta di mister Sciortino. Nel frattempo Costanza torna tra i pali, c'è Lanza, c'è Presti Giacomo, c'è tu di Presti Giacomo, c'è anche Voltaggio, però anche Ferraro è pronto forse a rientrare chiaramente con il quinto di movimento quando il pallone sarà in favore dei gialloverdi, per ora è di raccampo, dunque rosa-nero. Pisani mette giù col petto, la tiene no. Presti Giacomo, c'è largo Lanza, entra Ferraro e fa cenno al compagno di andare dall'altra parte, infatti si fa così, Lanza, Presti Giacomo, Ferraro, 5 al risultato, palla imboccata sbagliata, Ferraro molto bravo che qui salva forse il risultato perché Pisani sta per calciare da lì, è vero, è difficile che prima del centrocampo, però a parte la sguarnita. Presti Giacomo, Lanza, può calciare, raccampo ancora, e poi dichiara con Lanza, si scontra, poi rimasto giù. E il gioco si interrompe perché raccampo si tocca la testa, poi tu di Presti Giacomo è molto arrabbiato. Rimasto giù, insomma, quando, come diciamo anche nella scorsa partita, quando c'è di mezzo la testa bisogna immediatamente fermare il gioco, qualunque sia l'esito dell'azione, perché insomma la testa, lo sappiamo, è molto molto delicata, non sono io a dirlo, è il regolamento chiaramente, e qui il signor Luciano Antonio Fabio della sezione di Caltanissetta ha di fatti immediatamente interrotto il gioco perché Raccampo è molto dolorante. Vediamo se dovrà entrare Calì. Un cenno di Calì non confortante, insomma ha fatto un cenno con la testa tipo a dire no, però non sappiamo quale fosse la domanda. Insomma ci sarà un recupero molto molto ampio, non si è giocato tantissimo. Si rialza però Agostino Raccampo, anche lui è uno dei migliori in campo, senza se e senza ma. Anche oggi una prestazione sontuosa da parte del portiere classe 1999. Si ritorna in campo con Ferraro, allarga, Lanza, quando mancano 30 secondi, poi conosceremo anche l'entità del recupero. Presti Giacomo, Ferraro col sinistro, dichiara lotta, ancora Ferraro 2 volte, 3 volte, poi calcio di punizione. Qualche dubbio, sembrava potesse essere anche leggermente oltre in realtà. De quinto fallo,
sembrava qualche metro avanti in realtà da qui almeno, quindi forse ci stava il calcio di rigore, però dobbiamo capire e riguardando questi Giacomo con esperienza sposta un po' il pallone, diciamo bisogna riguardare anche un po' le immagini perché qualche dubbio che questo potesse essere un rigore forse c'è. Ma Presti Giacomo lui che ha un tiro molto molto forte, ma Presti Giacomo in pieno su Pisani, poi lancia Ruleta, Pisani lotta ancora, arriva il pallone, poi lancia, dichiara, grandissimo pallone, poi passaggio persi Johnny, il rimpallo non lo favorisce questa volta, poi Ferraro si riparte, c'è ancora spazio per attaccare, lanza, esce Chinnici, questa volta va sul sinistro, poi va sul destro, non è la sua giocata, lo fa adesso, poi dichiara, la può chiudere, il pallone, si frappone lì Presti Giacomo, si scontrano poi Ferraro che scusa lanza, calcio a raccampo, ancora giù di Chiara, poi Chinnici mette il pallone fuori e quel Peppo credo che non darà il pallone, però sportivamente dovrebbe ridarlo, che c'è di Chiara fuori, di Chiara a terra. Qui Presti Giacomo dovrebbe però restituire il pallone perché è stato messo volontariamente fuori, insomma. Minuto 61 e 30 secondi, vediamo perché Di Chiara è rimasto giù, si è scontrato con Presti Giacomo, giocatore piuttosto possesso, insomma non un peso leggero, ecco, diciamo così, forse un cambio, vediamo. Dentro Gennaro per fare sportellate negli ultimi minuti, anzi no, sempre Di Chiara, poi giallo perché è entrato senza il consenso forse, e Di Chiara forse era pure diffidato se non ricordiamo male, insomma due assenze importanti per la prossima partita. Torna Vito La Fiura però, non ci sarà però Fiorentino. Calcio di punizione, però insomma non ha restituito il pallone. In due lanza, voltaggio, mette dentro, calcio Ferraro, Pisani da portiere qui Antonio Pisani. Presti Giacomo su John, tocca il pallone prima che potesse arrivare a Lanza, insomma su John è molto concentrato anche oggi, una gran partita per lui, nessun gol però che gara per Sugione. Lanza si procede dalle parti di Presti Giacomo, Ferraro sceglie il voltaggio, sponda Presti Giacomo, poi Lanza, Chinnici ancora a sostituirsi al raccampo che sembrava essere sul pallone. Presti Giacomo 63, sbagliata ancora da Presti Giacomo, un po' troppi errori però. Vediamo quanto manca, intanto c'è l'altro giallo per Costanzo. No, io lo vedo, ragazzi, è la stessa cosa. Da raccampo Pisani si gioca un po' con il cronometro adesso, Pisani direttamente da Costanzo, non era sicuramente un tiro. Voltaggio, avanza il 22 con Sugione che lo guarda, adesso ricordiamo che al prossimo fallo sarà anche tiro libero per il Pioppo, quindi poi Presti Giacomo, Pisani in pieno, poi Ferraro e Presti Giacomo due volte raccampo. 64esimo di gioco, non abbiamo capito quanto manchi. Ferraro ancora, respinta, poi Sugione in anticipo, Sugione segna per il tiro libero. Del giallo per Sugione, pure giallo però, forse un po' eccessivo, il giallo. Bisogna capire quanto manca. Forse il giallo è stato per chi ha calciato in porta, quindi questa cosa è giusto effettivamente, è un modo di allontanare la palla, insomma il regolamento parla chiaro, però i dubbi sono un po' sull'intervento, se fosse falloso o meno, come in precedenza dicevamo che forse c'è stato un rigore, non punizione per il Peppe, qui
qualche altro dubbio. Intanto Vallanza contro Raccampo. I fischi da parte del pubblico di casa verso Roberto Lanza. Grande partita anche oggi. Lanza! Palo! E Raccampo blocca! E questo è un po' l'emblema, la fotografia della partita. Palla lunga per Genoa, lascia scorrere, non la deve toccare la Genoa. E qui festeggiava un bruttissimo fallo. E qui è rosso diretto, rosso giustissimo per questi Giacomo. A palla lontana, fa un brutto fallo su Gennaro. Ed è rosso. Insomma, Gennaro ha preso veramente troppi calci. È molto arrabbiato. Poi Gennaro aizza i suoi. Sarà però rimessa laterale perché la rimessa è comunque del Pioppo. E Costanzo va in porta. Adesso si gioca con presi gioco Lanza, Costanzo e Voltaggio. Vediamo quanto manca. Minuto 66. Si continua a giocare Lanza. Palla lunga per la conclusione sull'esterno di Turi Prestigiacomo. Poi Raccampo dice qualcosa a Prestigiacomo. Su Gianne, non ha fretta. Adesso c'è anche inferiorità numerica. Ma vuole tenere il Palermo con Lorenzo Chinnici che dice a tutti i compagni: venite con me, andiamo qui, facciamoli salire. Su Gianne. Giro palla, 5-2 risultato. Che partita, che prestazione da parte dei ragazzi di Mister Gentile. Vediamo quanto manca. Pisani, qui forse Voltaggio vuole un fallo. Pisani ancora va giù, presi Giacomo. Si continua, Voltaggio con Chinnici, non si passa. Da Lorenzo Chinnici oggi veramente non si passa. Fischietto in bocca, forse l'ultimazione. Prestigiacomo entra dentro e poi va bene così. Abbiamo una nuova capolista. Nel girone A di Serie C, vince il Palermo Futsal Club con il risultato di 5-2 ed esulta giustamente con il proprio pubblico. Poi qualche cosa con Prestigiacomo molto arrabbiato, forse per qualche esultanza di troppo. Adesso bisogna però dimenticare tutto perché è una partita di calcio, insomma non vogliamo vedere questi gesti, non vogliamo vedere i dambo ai lati chiaramente. Noi intanto come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sport Diesel è tutto, alla prossima!